gusto del caffè è il ricordo che il cliente porta uscendo da un bar. È proprio così, il biglietto da visita in un locale è il benvenuto e il ricordo che si porta è il caffè, un elemento portante in tutte le attività commerciali legate alla somministrazione di alimenti, sia che siano bar che ristoranti o pizzerie. Brasil Recca fa questo praticamente dal 1912, vado a memoria e spero di non sbagliare. Sì, ha iniziato il fratello di mio bisnonno nel 1912. Alcuni testi storici riportano che è stato il primo torrefattore siciliano. Fino a quel momento il caffè si vendeva verde, crudo, e veniva tostato in casa, in cucina, nel camino, nei fornelli, con vari utensili che molti di noi hanno per ricordo. Sì. Caffè, tradizione, ma anche legare il caffè ad un nome, ad un'antica tradizione, diventa un elemento fondamentale che magari sulle tavole delle famiglie siciliane ci si tramanda da padre in figlio. Sì, è carina il soprannome che ci tramandiamo, perché per un periodo fu chiamato il caffè del vescovo. Il vescovo di Catania sentì l'odore dei fumi del caffè tostato in negozio, che invadeva tutta la piazza Università a Catania, e si fermò per chiedere cosa stesse facendo e scoprì di poter avere il caffè già tostato, pronto all'uso, senza bisogno di doverlo tostare poi in casa. Da quel momento si creava una folla, ogni venerdì aspettava il vescovo davanti al negozio e tutti dicevano: no, voglio l'altro, quello, il caffè del vescovo. Bisnonno ha detto padre, figlio, insomma 4 generazioni, possiamo andare avanti? Speriamo di sì.